Dice l'ANAS che entro questo mese si procederà con la gara per il nuovo ponte. Parliamo del ponte Petrusa, oggetto ancora di polemiche per la lentezza con la quale si sta intervenendo per ripristinare la normale viabilità per il capoluogo e per Favara. E sembrano inutili le precisazioni della stessa ANAS che di fatto ha risposto alla citazione da parte dei residenti nella zona che attraverso il sindacato CISL e la di Consum hanno interessato il Tribunale di Agrigento sulla vicenda. L'ANAS, rispondendo alla chiamata in causa, ha precisato che il progetto per il nuovo ponte è già a buon punto, ma ci vorrà ancora del tempo ed è proprio il tempo, sommato ai 16 mesi trascorsi, che contestano non solo i residenti, ma tutti gli agrigentini stanchi di trovarsi isolati dopo tanti mesi con disagi che hanno finito per stancare davvero. Gravi i problemi legati anche alla sicurezza, avvertiti e segnalati dal personale dell'omonimo carcere, addetto alle traduzioni, costretto ad un giro lunghissimo per fare la spola tra il penitenziario e il tribunale di Via Mazzini. Ricordiamo che l'ANAS, subito dopo la chiusura del ponte Petrusa, ha tentato di tranquillizzare gli automobilisti diretti ad Agrigento, affermando quasi che le lamentele per il percorso da seguire fossero esagerate. E così da 16 mesi ci si deve accontentare dei percorsi alternativi come la provinciale numero 8. E purtroppo non è finita, visto che l'iter è ancora lungo.